Ben ritrovati cari amici di Radio BM al nostro consueto appuntamento con Edicola Bellun, la nostra rassegna stampa quotidiana. Un saluto a chi ci sta seguendo in radio, un saluto a chi ci sta seguendo e vedendo sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube Bellunesi nel mondo. Come sempre in questo nostro spazio andremo a leggere assieme, a sfogliare virtualmente assieme i quotidiani bellunesi, il Gazzettino e il Corriere delle Alpi. Cominciamo dunque con le due prime pagine dei due quotidiani di questa edizione di quest'oggi, martedì 14 settembre. Partiamo dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, terza dose, il Veneto parte, questo il titolo di apertura del Corriere delle Alpi di oggi. Si parla chiaramente della campagna vaccinale entro la settimana, via al richiamo del vaccino per i soggetti fragili. Poi gli over 80, le case di riposo e la sanità. Sempre dalla prima pagina, per chi ci sta vedendo può dunque vedere la fotografia nella prima pagina del Corriere delle Alpi di oggi, fotografia che ritrae l'evento andato in scena ieri sera in centro a Belluno, il Cycling Stars, spettacolo in centro a Belluno, titola il Corriere. 1 migliaio gli spettatori per questo evento, appunto il Cycling Stars Criterium in centro a Belluno. Non c'è stato, scrive il Corriere, l'atteso pienone, ma professionisti, vecchie glorie e atleti del vivaio hanno colorato la piazza. Hanno vinto Stefano Allocchio e Giacomo Nizzolo, ma i più applauditi sono stati loro di Tokyo, Francesco Lamon e il simpatico commentatore di Eurosport, Riccardo Magrini. Sempre in prima pagina, scomparso in Val di Zoldo, trovato il corpo di Federico, era caduto per 100 metri, stiamo parlando di Federico Lugato. 39enne di Mestre residente a Milano che era scomparso dallo scorso 26 di agosto. Ancora la prima pagina del Corriere, a Belluno, auto in fiamme, il sospetto, uno sfregio alla proprietaria. C'è un giallo che ruota attorno alle fiamme che hanno distrutto una Panda blu parcheggiata in via Mire poco dopo il bivio di San Gervasio. Il sospetto, scrive il Corriere, che si sia trattato di un atto di violenza di genere. Il tema della scuola, ieri appunto l'avvio del nuovo anno scolastico, scuole a corto di direttori, a rischio i pagamenti. Tema legato in qualche modo a quello della scuola e quello dei trasporti, bel tempo e corse in più, sugli autobus si sta larghi. Questa è la prima pagina, alcuni dei titoli di prima pagina del Corriere delle Alpi di oggi. Passiamo a vedere anche la prima pagina del Gazzettino di Belluno e il tema anche per quel che riguarda il Gazzettino. Uno dei temi della prima pagina di apertura del quotidiano Il Gazzettino è il ritrovamento del corpo di Federico Lugato, corpo ritrovato nel dirupo dopo 18 giorni. Il 39enne mestrino è stato appunto individuato dai cani della finanza. Salvataggio ACC, altro titolo nella prima pagina del Gazzettino. Ieri era un giorno importante con il vertice al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma. Per il Ministero fondi del decreto sostegni, unica strada per la ripartenza, ma il commissario Castro non li chiede, dica perché. Castro spieghi. Questo il titolo del Gazzettino. In primo piano anche il tema della pandemia, sanità, Covid-19, contagi in crescita oltre la media nazionale. Cortina Paralimpiadi, la Conca sarà senza barriere, altro titolo di prima pagina del Gazzettino di oggi. Questi dunque alcuni dei temi, alcuni dei titoli anche della prima pagina del Gazzettino che ora proseguiamo con la lettura del quotidiano Il Gazzettino. Riprenderemo poi anche il Corriere delle Alpi, ovviamente. La montagna restituisce il corpo come detto in precedenza di Federico Lugato, è stato il fiuto dei cani della Guardia di Finanza ieri a condurre i soccorritori a trovare appunto Lugato, che è stato recuperato senza vita a 100 metri dal sentiero. L'escursionista era nella zona del Monte San Sebastiano, la sua meta dell'escursione appunto che aveva deciso di intraprendere quel 26 di agosto. Era coperto dalla fitta vegetazione. Ieri mattina l'ultimo disperato tentativo prima della riunione in prefettura, alle 12 il ritrovamento.
Il medico, scrive ancora, titola ancora il Gazzettino, riscontra traumi compatibili con la caduta. Sarebbe un fatale incidente. Accanto a Federico c'erano lo zaino, il cellulare, tutti i suoi documenti. La salma è ora a disposizione della magistratura. Ancora sul tema del ritrovamento di Federico Lugato, la moglie si è battuta per 18 giorni, la moglie Elena Pancera di Val di Zoldo. Il suo commento: non deve capitare più a nessuno. Elena Pancera non si era mai arresa, coinvolgendo tante persone nelle ricerche. Ieri purtroppo la fine delle speranze, ora sta lavorando per sensibilizzare sulla sicurezza nelle escursioni affinché non si ripetano queste tragedie. Sempre la moglie aveva avviato anche una raccolta fondi per le spese dei volontari civili, raggiungendo 30.000 euro i volontari che avevano supportato i soccorritori nelle ricerche. Aveva anche preparato, sempre Elena Pancera, un vademecum per la sicurezza in montagna. Ieri si è chiusa nel silenzio e nel lutto. Il tema della scuola, proseguiamo con la lettura del Gazzettino, voltiamo pagina. Il tema della scuola al via ieri, controlli sui bus e ai professori, rientro in classe in sicurezza. Distanze, piazzale della stazione blindato con 17 steward, negli istituti entrate scaglionate. I saluti agli studenti per l'avvio dell'anno scolastico da parte del presidente Padrin al Renier. La direttrice generale dell'ULS Carraro alla Media Ricci, tutti auspicano un ritorno alla normalità. L'azienda sanitaria ricostituisce la scuola per la prevenzione, parte anche l'automonitoraggio nelle scuole. È stato un avvio di anno ordinato, il commento da parte del provveditore Massimiliano Salvador, nessuna problematica con il Green Pass che ieri veniva controllato appunto a insegnanti e a lavoratori della scuola. In aula da vaccinato invito tutti a farlo, ancora il tema della scuola è legato ovviamente anche a quello della pandemia. L'entusiasmo di Jacopo e degli altri, il Gazzettino ha raccolto alcuni commenti tra i ragazzi che ieri appunto hanno cominciato il nuovo anno scolastico. L'entusiasmo di Jacopo, dicevamo, e degli altri con la speranza che la DAD, la didattica a distanza, sia alle spalle. Questi anni sono stati molto duri, commenti dei giovani, l'auspicio di proseguire in presenza. Dopo 2 anni di lavori, gli alunni di Arsie rientrano nella loro scuola. Annuncio da parte del sindaco di Arsie: gli ampi spazi, queste le sue parole, consentono di garantire sicurezza e rispetto del distanziamento. In primo piano, io donna al lavoro nella foresta. Vediamo questo approfondimento del Gazzettino. Si tratta di un ritratto di Vania Zoppè, imprenditrice boschiva che ha preso parte al Festival del Legno nella dimostrazione delle motoseghe. Guida il trattore, scrive il Gazzettino, da quando aveva 12 anni, seguendo le orme dei genitori. Ora insegna ai suoi 2 figli la vita tra abeti e faggi. Auto a fuoco, noi in balia di uno stalker. Vediamo questa notizia. Un rogo domenica sera ha distrutto una Panda parcheggiata sotto casa a Mier. Secondo gli investigatori sarebbe un incendio doloso avvenuto a Belluno. Il condominio da mesi assiste a continue incursioni di ignoti contro una famiglia. Ora, dopo l'incendio, tutti hanno paura. Troppe le coincidenze, leggiamo una parte dell'articolo a firma di Olivia Bonetti, troppe le coincidenze per non far pensare a un atto doloso. L'incendio che domenica alle 23 ha distrutto una Fiat Panda blu parcheggiata sotto casa in un condominio di Mier. Non sarebbe, scrive il Gazzettino, accidentale. Ci sarebbe dietro invece la mano di una persona, forse la stessa che negli ultimi mesi ha reso la vita impossibile a una famiglia di quello stabile. Delle scritte infamanti fatte trovare all'esterno del condominio, fino addirittura un nido di vespe lanciato nei locali. Tutti i fatti che sono stati denunciati dalla famiglia. Offese il calciatore morto, condannato l'animalista. Altro titolo del Gazzettino: 1.000 euro di multa e 6.000 in tutto alla vedova e alla figlia di Igor Sommariva. Il colpevole è il 62enne attivista padovano che diffamò l'uomo via social dopo la tragedia. 1.000 euro di multa, 6.000 di risarcimento danni.
Ieri mattina il Tribunale di Belluno ha condannato Paolo Moccavero, 61enne di Padova, a processo per aver diffamato sui social Igor Sommariva, cacciatore di Lamon, morto per un malore mentre stava recuperando un cervo appena abbattuto. Tavola rotonda sul fine vita, il caso Samantha sotto la lente. Stiamo parlando di Samantha Dincal, ragazza feltrina in coma vegetativo. I genitori della ragazza saranno all'incontro in programma a Vicenza. L'incontro, la tavola rotonda fine vita, parliamone. Si terrà, come detto, a Vicenza domani, 15 settembre, alle ore 18. Il ricordo a San Gregorio nelle Alpi di domenica, una notizia che in qualche modo riguarda anche noi dell'ABM, ricordi dei caduti sul lavoro, targa con 120 nomi. L'iniziativa che è stata voluta dal circolo ACLI di San Gregorio nelle Alpi, con appunto lo scoprimento di una targa dedicata ai caduti sul lavoro e in emigrazione del comune di San Gregorio, per volontà, come dicevamo, del circolo ACLI di San Gregorio, e in particolare di Sandro Cassol. Lavoro, il Ministero attacca Castro, non chiede i soldi per salvare ACC. Per il MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, che ieri ha incontrato le parti a Roma appunto per un tavolo, per un vertice sul futuro di ACC, l'azienda zumellese. Per il MISE, dicevamo, il prestito del decreto sostegno è l'unica strada per la ripartenza. Il commissario Castro nel mirino del Ministero, incomprensibile, ma ora deve spiegare il perché ai lavoratori. C'è un'unica possibilità, scrive il Gazzettino, per il Ministero dello Sviluppo Economico in grado di salvare la CC, è stata ribadita con forza nel vertice di ieri pomeriggio a Roma. Incomprensibile queste le parole del Ministero, che il commissario Castro non faccia richiesta del prestito, incoerente con quanto dichiarato finora. I sindacati commentano un grave errore abbandonare il progetto Italcomp, ora i tempi sono molto stretti. Il progetto Italcomp, ricordiamo, era il progetto di fusione tra l'ACC e l'ex Embraco di Chieri, un progetto con il sostegno statale per creare un polo nazionale del compressore. Il prossimo faccia a faccia intanto è previsto fra una settimana, spuntano possibili acquirenti. Una situazione delicata, non ci resta che aspettare, questo è il commento dell'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan. Mi sarei aspettata, queste le sue parole, più di una risposta, anzi diverse ipotesi concrete, invece non ne è arrivata nessuna. Le Paralimpiadi all'orizzonte, la Conca sarà senza confini, altro titolo del Gazzettino, presentata all'associazione che punta all'accoglienza azzerando le barriere. L'obiettivo è coinvolgere il territorio in un vasto progetto di inclusione, questo in vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Cortina Milano del 2026. Siamo arrivati alle pagine di sport del Gazzettino, le lasciamo un attimo da parte per passare all'approfondimento, alla lettura del Corriere delle Alpi di cui avevamo visto in precedenza. La prima pagina, passiamo ora alle notizie che riguardano il territorio bellunese. Tema della scuola in primo piano, la prima campanella nella nostra provincia, all'appello mancano centinaia di docenti, un tema questo che si ripresenta ogni anno quando ricominciano le lezioni, moltissime le rinunce, la CISL Scuola commenta il 30% degli istituti è privo dei direttori generali, a rischio pagamenti e contratti. La prima campanella ancora, il tema del Green Pass, esame superato, scrive il Corriere, cortili aperti anche ai genitori. Al comprensiva di Trichiana un dipendente mandato a casa perché appunto senza la certificazione. Ok, la piattaforma per i controlli e gli ingressi scaglionati. Proseguiamo con la lettura del Corriere delle Alpi, la pandemia nel Bellunese, i dati in aumento i nuovi casi di Covid, l'81% dei positivi non è vaccinato. L'incidenza settimanale è maggiore della media nazionale nella nostra provincia, al San Martino, all'ospedale di Belluno ci sono 13 pazienti, uno è ricoverato in rianimazione.
In aumento dunque, scrive il Corriere, articolo a firma di Paolo Dallanesi, in aumento il numero di nuovi casi di positività al coronavirus nella provincia di Belluno. I casi rilevati nell'ultima settimana sono stati 130, 19 in più rispetto alla settimana precedente, con un tasso di incidenza settimanale che risulta dunque di 65 nuovi positivi ogni 100.000 abitanti, è un dato superiore all'incidenza nazionale, che è pari invece a 59 su 100.000 residenti. C'è anche un appello dell'ULSS che in quanto ABM condividiamo, immunizzati all'estero mandate il certificato. L'ULSS chiede infatti ai bellunesi che si sono vaccinati all'estero di mandare il proprio certificato vaccinale affinché l'azienda sanitaria possa meglio indirizzare la campagna vaccinale a favore delle persone che ancora non sono immunizzate e dunque ha bisogno, chiede di sapere chi sono i bellunesi che si sono già vaccinati all'estero. Proseguiamo con la lettura del Corriere delle Alpi, lavoro, la crisi in Val Belluna, CC fumata nera dal vertice al Mise, nuovo incontro e scambio di accuse. Vediamo, avevamo anticipato qualcosa prima nel Gazzettino, leggiamo anche l'articolo del Corriere, delusione e preoccupazione dei sindacati e della Regione. Il Ministero commenta l'articolo 37, può essere attivato ma va chiesto, e questo è appunto il tema di scontro, il tema di dibattito. Il commento sempre di Elena Donazzan, come avevamo visto nel Gazzettino, Donazzan, assessore regionale alle politiche del lavoro. Dal Ministero dice: mi sarei aspettata diverse ipotesi concrete per salvare questa fabbrica, ipotesi che non sono arrivate. I sindacati parlano invece di nodo legislativo e politico, corre subito, dicono, un'azione forte per mettere in sicurezza le casse. La tragedia in Val di Zoldo, trovato in un dirupo il corpo di Federico Lugato, la svolta dopo 18 giorni di ricerche che erano andate a vuoto. Gli uomini della finanza con 3 cani l'hanno individuato sul San Sebastiano, era precipitato per un centinaio di metri. Federico Lugato, ricordiamo, 39enne mestrino, residente a Milano, che era scomparso il 26 di agosto. La salma è stata recuperata ieri dall'elicottero del 118, sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso. La moglie Elena era tornata a Milano, la notizia fa annullare il tavolo in prefettura che doveva valutare appunto le possibilità di riaprire o in qualche modo gli sviluppi delle ricerche. La famiglia e tutti gli amici si stringono intorno alla moglie Elena Pancera. Ci hanno detto che un finanziere ha avuto l'intuizione giusta per il ritrovamento finale. A Nogaré, a Belluno, albero a terra da 45 giorni, parco formalmente chiuso ma i bambini ci giocano, i residenti indispettiti per i ritardi nei lavori da parte del comune di Belluno. Comune di Belluno che commenta per voce dell'assessore Biagio Giannone questa settimana via la pianta e i divieti. In via Miera, auto a fuoco nella notte, si sospetta il dolo, quasi distrutta una Panda parcheggiata sotto uno dei condomini appunto a Miera Belluno. Ora l'auto è sequestrata, carabinieri e vigili del fuoco indagano su quanto accaduto. Turismo, un'estate al top per quel che riguarda il Feltrino, come prima del Covid. Il commento degli operatori turistici Gorza, in particolare del consorzio Dolomiti Prealpi, evidenzia gli accessi all'ufficio turistico. In luglio e agosto, dice, c'è stato un incremento tra il 40 e il 50%. Nel fine settimana appena trascorso non c'erano camere in tutta la città, dunque ottimo andamento per il turismo. La sentenza, l'abbiamo visto anche in precedenza nel Gazzettino, esultò per il cacciatore morto, stangata da 7.000 euro. Paolo Mocavro di 100% Animalisti, associazione appunto animalista, è stato condannato per diffamazione. Cosa aveva fatto? Aveva festeggiato su internet il decesso per infarto di un lamonese, Igor Sommariva.
Il Festival delle Foreste in Consiglio, oltre 5.000 presenze, appendice in arrivo, la soddisfazione degli organizzatori Veneto Agricoltura e Longarone Fiere. Nel weekend anche gli eventi legati al rapporto con la Serenissima. Gianangelo Bellati di Longarone Fiere, vetrina eccezionale per il nostro territorio e le sue eccellenze. Lago in secca, il lago di Santa Croce in Alpago, estate addio, gli operatori protestano. I prelievi d'acqua da parte dell'Enel hanno fatto emergere una distesa di fango in più zone. La protesta, il commento appunto da parte degli operatori, Balbinot di Camping Saratei, c'è gente che per questo è andata via anzitempo. Cortina, orizzonti più rosa per gli impiantisti, i numeri dell'estate ci aprono il cuore. Zardini, guarda avanti alla vigilia del breve stop di ottobre. Ci sono i presupposti per un grande inverno per la Conca. Proseguiamo, siamo arrivati alle pagine di cultura e società, incontri, lettori, un velo di Cipre, la mia estate con il Campiello, il premio Campiello di Confindustria Veneto, il finalista e la sua esperienza, dalle passeggiate con gli avversari alle riflessioni più intime. Felici perché ha vinto un'ottima scrittrice, non perché ha vinto una donna, c'è questo approfondimento sul Corriere, appunto sul premio Campiello. A Cortina, sempre per quel che riguarda le notizie di cultura e società, Agata Allegra Mucci, i libri illustrati diventano una mostra. In municipio i disegni tratti dai libri di Maria Pia Morelli, si parla di amicizia, animali, ambiente, talenti e passioni. La mostra dal titolo Leggi, sogna, viaggia con Agata Allegra Mucci, dai 10 libri illustrati di fiabe per ragazze e ragazzi della collana Agata Allegra Mucci, della scrittrice artista vicentina Maria Pia Morelli in arte Zappi. Da qui è nata la mostra itinerante che ha già toccato Bassano del Grappa, Cittadella e Bari, che ora fa tappa a Cortina, dove resterà allestita fino a marzo. Come dicevamo, aperta da ieri nell'atrio del municipio di Cortina d'Ampezzo. Le notizie di sport del Corriere, allora lasciamo di nuovo un attimo da parte il Corriere delle Alpi per tornare al Gazzettino che avevamo messo da parte poco fa. Le notizie di sport del Gazzettino, l'evento di ieri sera in centro a Belluno, all'occhio iniziò lo show ma il Criterium a Belluno è tradito da Colbrelli, il neocampione europeo non rispetta l'impegno preso con gli organizzatori che commentano che amarezza, l'abbiamo saputo solo alle 14. 1.000.000 le persone in Piazza dei Martiri in 150 alle gare giovanili. Si è messo in evidenza anche l'Under 23 bellunese Pietro Bon, per la prima volta impegnato al fianco dei grandi campioni. Per quanto riguarda il calcio di Serie D, Dolomiti, anticipo probabile, via gli abbonamenti, costo 100 euro. Ecco dove trovarli, possibile dunque l'anticipo a sabato per la prima giornata di campionato della Dolomiti Bellunesi, la nuova squadra nata dalla fusione tra le tre massime espressioni del nostro calcio, Belluno, San Giorgio Serico e Union Feltre. Immediata la possibilità di rivincita con il Levico che domenica ha battuto la Dolomiti in Coppa eliminando la squadra bellunese che ha perso per 2-1. Domenica partono dunque anche i campionati dilettanti del Veneto, quindi non solo la Serie D ma anche tutte le partite della promozione alla terza categoria che vedono impegnate anche le squadre bellunesi. Sempre per quel che riguarda l'evento ciclistico di ieri sera in centro a Belluno, emozione a sorpresa con l'oro di Lamoni, il pistar veneto che ha vinto le Olimpiadi con la staffetta di Ganna, ha portato con sé la medaglia di Tokyo. Ne sono molto geloso, queste le sue parole, voglio sempre sapere dov'è.
Le notizie di cultura del Gazzettino che concludono anche il quotidiano, il giornale di oggi, di martedì 14 settembre, musica classica, concerto del noto ensemble mantovano, giovedì a Belluno nell'insolito orario delle 19. Aria barocca al Comunale con Zefiro, questo l'evento. Torniamo dunque, conclusa l'edizione del Gazzettino di oggi, torniamo per concludere con il Corriere delle Alpi. Siamo arrivati alle pagine di sport, il Cycling Stars Criterium andato in scena ieri in primo piano nelle pagine sportive del Corriere. Nizzolo, questo il titolo del Corriere delle Alpi, illumina la notte di Belluno, un migliaio per i big delle due ruote. L'ex campione europeo precede Fabbro e l'eterno Rebellin, presente anche Luigino Moro in partenza per i mondiali. Luigino Moro di Trichiana. C'era anche, come abbiamo visto sul Gazzettino, la Mon da Tokyo a Belluno con la medaglia d'oro vinta alle Olimpiadi da poco concluse. Vince all'occhio, ma il protagonista è Magro Magrini, il commentatore di Eurosport, il più acclamato dai tifosi. Podio anche per l'ex campione del mondo Ballan. Non facciamo drammi, voltiamo pagina, passiamo al calcio di Serie D, non facciamo drammi, ma qualche giocatore deve rendere di più. A dirlo è il vicepresidente della Dolomiti Bellunesi della Vecchia dopo la sconfitta con annessa eliminazione dalla Coppa arrivata domenica. Il commento anche sul numero di spettatori, solo 154 paganti. La Coppa, dice Della Vecchia, come detto il vicepresidente della Dolomiti, la Coppa non crea grande interesse. Quasi certo invece l'anticipo a sabato per la prima giornata di campionato, sabato sempre contro il Levico. Possibilità dunque di rivincita per la Dolomiti Bellunesi, che intanto ha iniziato la campagna abbonamenti. Domenica ne sono stati venduti soltanto 11. Pallavolo verso la Serie A3, la Darolde Logistic Belluno, sabato prima gara ma senza l'ingresso di tifosi. Prevista un amichevole contro il Trieste che si disputerà però a porte chiuse seguendo le disposizioni FIPA, la Federazione Italiana Pallavolo. Intanto presentata la maglia con il logo ridisegnato per la nuova stagione di A3. Ultime notizie di sport, la corsa su strada Sani, Sirbu, De Conti e Bulf salgono sul podio più alto alla città di Pordenone. Giro podistico internazionale, città di Pordenone per l'appunto. Per quanto riguarda infine la mezza maratona, Budaglia e Brustolon, campioni regionali. Queste anche le notizie di sport del Corriere delle Alpi che concludono il giornale di oggi. Si conclude anche la nostra edizione di Edicola Belun. Abbiamo sfogliato assieme i giornali Il Gazzettino e il Corriere delle Alpi. Io vi ringrazio per averci seguito, per essere stati all'ascolto. Ringrazio chi ci ha seguito su Radio BM, chi ci ha seguito su Facebook e chi ci ha seguito su YouTube. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e noi ci diamo appuntamento, come sempre, a domani, qui per un altro episodio, per un'altra puntata, per un altro appuntamento con Edicola Belun. Grazie mille a tutti.